Prima di tutto porto il saluto a tutti voi e in particolare quelli che sono venuti fuori dal nostro territorio, perché ho visto che ci sono una rappresentanza della provincia di Treviso, delle associazioni imprenditoriali di quel territorio e poi anche del vicino Friuli. Ringrazio l'ingegner Valeria Grillo, che è il presidente dell'associazione Identità ed Innovazione, un'associazione che opera nelle 3 province friulane, Pordenone, Udine, Friulana Visiacca e quella di Gorizia. Per la relazione dopo io la farò. Mandi a tutti un saluto a Forlani. Come presidente di questa associazione per l'autonomia del Friuli, Identità e Innovazione, volevo cogliere veramente l'occasione per salutare i gentili relatori che oggi hanno voluto far parte di questa importante iniziativa qui a Poart, come che designò, a Portogrado, dove siamo stati diverse volte anche protagonisti, diciamo, di altre riunioni fatte per capire la promozione delle identità. Le identità sono tante in tutto il nostro stivale, però qui in Friuli noi vogliamo promuovere quello che è stata la storia anche gloriosa dei nostri avi e che vuole avere una conseguenza soprattutto forse economica anche oggi. Questo è andato ad essere il tema principale della nascita di Identità e Innovazione, quando nel 2005 abbiamo voluto creare una forza che nasceva dal basso per poter promuovere tutte le identità. Quindi Portogrado, che fino a Napoleone partecipava a quella che era la patria del Friuli, oggi ha ovviamente un'identità diversa, ma non per questo non può collaborare, parlare, comunicare con il resto del Friuli per essere protagonista ancora di un'economia che di certo non deve avere meno chance di quello che ha il resto del territorio italiano, friulano o ormai europeo. Veramente importante questa occasione, non solo per salutare tanti amici che vedo qui nel pubblico, con cui abbiamo proprio creato delle opportunità per il nostro territorio e creato dei circoli anche qui a Portogrado, ma soprattutto mi desideravo salutare il rappresentante della città di Portogrado, che fra virgolette fra di noi diciamo che è la città più bella del Friuli, proprio per dire che fino al Settecento, no, era una bellissima città che però all'epoca era friulana proprio in toto, fino agli errori, diciamo, così li chiamiamo noi, assolutamente storici, di aver portato questo territorio all'interno dell'area amministrativa ormai veneta. Quindi un saluto proprio all'assessore regionale che ci dà l'onore della sua presenza oggi e soprattutto per quello che è il suo ruolo, quindi un ruolo importantissimo a valorizzare l'identità veneta, dove a confine in questa occasione, ma soprattutto nell'ottica di quello che vuole anche la nostra associazione, desidera proprio creare la valorizzazione di tutte le identità. Quindi ben venga chi si occupa delle identità, chi vuole promuovere le stesse per migliorare qualsiasi sistema, che non sia solo quello culturale, ma soprattutto quello economico e sociale. Un saluto anche ovviamente al fautore di questa iniziativa, che è Lauro Nicodemo, che da tanti anni si batte per questa volontà di promuovere il territorio all'interno di quelle che sono forti e importanti crocevia. Qui a Portogrado sappiamo riconoscere un'area, un territorio che può sviluppare quelle che sono le fondamenta proprio di un territorio facente parte di un'area metropolitana, e quindi è importante non parlare soltanto di città che possono diventarlo, quali Trieste, quali Venezia, quali l'area di Padova, ma deve essere anche un territorio che magari viene meno usato nei nomi e nelle diciamo, considerazioni pubbliche che si sentono di più dai media, ma che deve essere un oggetto
oggetto, che deve essere oggetto proprio di forti attività di promozione. Qui ci sono diverse scommesse da portare avanti e speriamo che grazie alle attività e alla sensibilità degli amministratori, non solo qui presenti, quindi saluto anche Daniele Gerolini che non può partecipare, ma che di certo riporteremo i principali atti di questa giornata di oggi. Quindi grazie anche ai relatori che provengono dall'Università dal Friuli, quindi dall'Università di Udine, l'Avvocato Cevolin e Marzia Strassollo, che da anni si batte con noi per le identità, appunto, per la promozione di quello che serve a tutti noi, a cominciare dall'anima, ma per essere oggi quasi portare avanti una scommessa, perché oramai il mondo è globale, il mondo si muove a 360 gradi, forse per la seconda volta, perché il giro l'abbiamo già ultimato, siamo riusciti a fare o a subire un'economia che ha portato il Far East, quindi Cina, India, tutti questi paesi che oramai ci hanno anche forse fatto perdere delle occasioni, quindi siamo forse a volte anche vittime di quelle opportunità che dovevano essere, ma a volte anche non filtrate, possono diventare delle occasioni in cui la nostra economia, quella locale, quella che dà da mangiare al sistema del territorio, può soffrire. Quindi io mi auguro che sempre di più vengano portate avanti delle iniziative di valorizzazione delle proprie identità, di osmosi, come può essere quella di territorialità di confine, quindi opportunità che grazie al dialogo, grazie all'organizzazione, grazie comunque alla valorizzazione di tutte le sensibilità territoriali possano creare proprio progetti, sinergia e occasioni di sviluppo. Questo non avviene se ognuno si tiene dalla propria parte la storia solamente, se non vede in un futuro comune, se non vede a quelli che sono obiettivi e progettualità che di certo riconoscono nella collaborazione e nella valorizzazione reciproca delle opportunità grandi. Quindi ancora una volta un plauso a Lauro che ha voluto portare avanti un'occasione di discussione e soprattutto a quello che uscirà dalla giornata, perché se vogliamo mettere sul tavolo alcuni argomenti importanti, quali questo dell'oggetto di oggi, dobbiamo anche raccogliere delle idee da proporre magari nelle stanze più opportune a livello amministrativo e al fine di portarle ad un compimento e quindi a un progetto che possa trovare anche sviluppo. Io mi auguro che grazie quindi alla partecipazione oggi della Regione ci possa essere un'occasione vera per questa area, un'area che ha tanto da dare. Saluto anche veramente con tanto affetto la Club Friuli-Talmont che da diversi anni o decenni si batte per quella che è la nostra patria, il Friuli, che ha avuto non solo il milioncino di abitanti che abita dentro l'area amministrativa del Friuli, ma sappiamo che oltre 2 milioni di friulani abitano oramai in tutto il mondo, quindi i Fogolars Furlans sono la rappresentanza organizzativa di questa azione di raccolta di tutti i friulani e questa occasione diventa ancora una volta forse una possibilità di sviluppo, perché se noi riusciamo a collegare, a fare quella che viene così chiamata lobby anche delle occasioni di appartenenza di comunità, di certo possiamo portare a occasioni di sviluppo che vedono le proprie basi sulle radici proprio storiche e di identità, ma possono collaborare assieme per sviluppare tanti progetti. Questa è un link, una voglia di far vedere quanto grandi siamo, perché contandoci siamo appunto sui 3 milioni di appartenenti a questa comunità friulana e quindi opportunità le dobbiamo cogliere, quasi è un must, un nostro dovere farlo. Oggi più che mai vorrei dire che noi rappresentiamo anche come associazione non solo quelli che parlano il friulano, quindi i Furlans Talmont, Caffavelli Furlani, no Domechei, ma anche quelli che parlano il resiano, perché sono appartenenti alla Valle di Resia, quindi una lingua che da oltre 5.000 anni viene comunque parlata e viene studiata
studiato in tutto il mondo per le sue caratteristiche peculiari, da quelli che parlano non ricordo il nome degli sloveni che parlano plurale, Ponassi, ecco, grazie per l'aiuto, perché è anche questa una peculiarità del nostro Friuli, ma allo stesso modo amiamo quelli che parlano a Sacile, piuttosto che qui nelle aree di confine verso il Veneto, quindi sono venetofani, quindi tutti sono diciamo particolarmente entusiasti di partecipare a queste occasioni di identità e innovazione, proprio perché nella nostra mission c'è quella che vuole essere la voglia di futuro, grazie però a un radicamento al passato, ma non visto solo come parte folcloristica, ma come sviluppo di quello che si può fare da oggi in poi, grazie però alla propria identità, ognuno con la sua, ognuno valorizzando anche quelle che sono le interferenze e le osmosi col territorio da cui proviene, perché unire, come è stato detto prima dai miei predecessori durante questa giornata, significa apprezzare i colleghi, diciamo, e andare avanti insieme. Guai pensare a delle separazioni anche virtuali di quelle che sono le occasioni di valorizzazione di ognuno di noi. Quindi uno sguardo veramente oggi si fa verso il futuro che fa parte appunto della anche ansia o preoccupazione di ognuno di noi, ma non solo per noi, ma soprattutto per il nostro prossimo, che abbia occasioni di sviluppo grazie forse all'intelligenza di chi oggi, sempre un po' di meno, si mette su questi temi e vuole progettare. Progettare è la parola veramente chiave per trovare ancora una voglia di essere appartenenti a questo territorio che ci ha lasciato tantissimo proprio come patrimonio artistico, culturale, e che vogliamo rimanga tale per i nostri futuri giovani che devono portare avanti il testimone. Io ringrazio tutti, soprattutto l'organizzatore e la parte della regione che oggi ha voluto essere presente. Grazie e buona giornata.